Onda, la rassegna stampa. Sai che cosa? Potremmo fare così, al posto di mandare tutti questi jingle, stai ascoltando Radio Libertà, questa è proprio Radio Libertà, ma che radio è questa? Radio Libertà. Quei 2-3 minuti, perché non li occupi parlando di te, Francesco? Cioè, raccontando la tua vita, raccontando che oggi dunque volevi fare la doccia, ma non funzionava la caldaia, ad esempio. Guarda che questa è vita pura. Dovrei edulcorare tanto, però. No, beh, che è chiaro, insomma, adesso non è che mi fai una rassegna stampa sulla tua caldaia che non funziona, però questa è vita vissuta, è vita vera. Qualcuno in questo momento si ritrova in quello che tu hai provato questa mattina, quando ti sei trovato completamente nudo, e vorrei vedere che fai la doccia vestita, in attesa che ripartisse la caldaia, e con quella caldaia tu hai stabilito un contatto, ci hai parlato, l'hai toccata più volte quella caldaia, e lei ti ha risposto. Capisci che è stato quasi un orgasmo caldaico, perché fai quella faccia schifata? In fondo è capitato a te. È sempre uscita acqua, comunque. È uscita acqua, è calda. Ok, basta, possiamo aver esagerato. Già alle 7:30, grazie dell'ascolto. A risentirci da Sammy Varin, buongiorno. Devo tornare? Perché sta cosa che... Il mio sogno è avere qualcuno, una spalla, qualcuno che dice va, te ne vai, vado avanti io, no? Niente, lo so, ci sono, ognuno ha la sua posizione, Francesco, tu sei lì, io sono qua, e uno giustamente è lì e lì ci rimane, perché ci si trova meglio che da questa parte, sempre inquadrati, guarda la telecamera, senza pietà, che continua a inquadrarmi. A proposito, tra le cose da schiacciare stamattina c'è anche probabilmente quel monitor lì, perché non lo sapete voi, ma è andata via la corrente, vada via la corrente, oltre alla caldaia di Francesco, c'è anche la corrente che ogni tanto va via, e non abbiamo la pila. Sì, lo sapete, no? Ci vuole un separatore di corrente, praticamente una batteria, in modo che se va via la corrente non si spenga tutto quanto, e noi purtroppo ce l'abbiamo in riparazione questo meccanismo, per cui quando va via la corrente tutto qua, per quello che io quando vi chiedo, faccio l'appello figlio d'Apollo e dico date una mano a Radio Libertà, noi vi teniamo compagnia ugualmente con la pioggia e con il vento, che delizia, che tormento, noi ci siamo, però voi dovete darci una mano, sì, andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, abbonati e dandoci quei 5 euro che ci fanno godere, ma soprattutto ci permettono magari che se va via la corrente 5 minuti non si resetti tutto quanto, tutto alla luce del sole, non abbiamo segreti con voi, lo sapete, non avremmo motivo di avere segreti. Grazie a chi ha tempo e voglia di aiutare Radio Libertà, anche attraverso il conto corrente postale 37671294. Se andate in posta questa mattina, scrivete questo numerino 37671294, intestato a Radio Libertà Milano. Fossero anche 5 euro. Noi vi ringraziamo per quello che potete fare. Il monitor non è ripartito, ma non c'è problema, tanto quando mi guardo so brutto, so vecchio, no? Non abbiamo motivo di guardarci, no, scherzi a parte, come in televisione, no? Sai, c'è un monitor per cui si vede quello che vedete voi a casa sul canale 252, e così se non ci si vede, insomma, non è tanto la faccia di Sammy Varin. Non stare a impazzire, Francesco, non stare a impazzire, non fa piegamenti, no? Se si mette a fare ginnastica alle 7:33. Buongiorno da Sammy Varin, salve! No, vabbè, ma per dirvi, no, capita anche a voi, che fate la doccia e non funziona la caldaia. Una doccia fredda gelata ci vuole, secondo me. Per un attimo tu ricordi quando eri a militare, capitato a militare di fare una doccia fredda gelata, e senti che sei tosto,
che sei figo, dici, mentre scende l'acqua gelata, dici, ma io ce l'ho duro politicamente, of course, no? E quindi vai avanti con questa doccia gelata perché sai che non puoi uscire tutto insaponato. Poi magari qualcuno di voi ha pure i capelli, e qui è ancora più complicato. Bravo Francesco, hai schiacciato il bottone giusto, vedi, avere un regista che schiaccia i bottoni giusti. E allora il buongiorno da Sammy Varini io ve lo do, dando subito i titoli dei quotidiani oggi in edicola. No! Prima l'agenzia ANSA per vedere se ci sono notizie della notte, sempre robe gravi e funeste. Per fortuna no, siamo tutti fermi alla Meloni, la sua frase che io dirò solo una volta oggi perché è su tutti i quotidiani, dico tutti. La Shoah un abominio nazista, il fascismo fu complice. Dopo le celebrazioni di ieri ad Auschwitz, dove capi di Stato, tra cui il presidente Mattarella e reali di tutto il mondo, si sono inchinati alla memoria dei milioni di ebrei vittime della barbarie nazista, oggi sarà la volta del Quirinale, dove è attesa anche la Premier. Questa l'apertura dell'agenzia ANSA, mentre il Corriere sta sull'intelligenza artificiale cinese DeepSeek che affonda Wall Street. Erano tutti girati a guardare dall'altra parte, non si sono accorti che c'erano i cinesi che passavano. Chi è il fondatore? Liang Wenfeng, sembrava un nerd pettinato male, non l'abbiamo preso sul serio. Questa è l'apertura del sito del Corriere, mentre Repubblica ha le sue manie, anche sul cartaceo, ragazzi, oggi imperversa da tutte le parti. Chi? Santanchè, vado avanti, me ne frego del pressing di Fratelli d'Italia, la russa sempre con me. Questa è l'apertura del sito di Repubblica, ma ribadisco e discoriva anche sul cartaceo, praticamente è tutto un magna sulla Santanchè. Ci tuffiamo? Ma sì, partiamo dai giornalini, dai, giornaloni, qualche minuto ancora, giornalini. Non ho ricordato il nostro numero di WhatsApp, perché Sammy Varin fa questa rassegna stampa particolare, per cui siete voi stessi che entrate in onda con me, non telefonando, ma facendoci un messaggio al 340 6709 659. Le telefonate le apriamo dopo le ore 9, mentre adesso potete già inviarmi una vostra meditazione, se è capitato anche voi di fare una doccia fredda gelata alle 7 del mattino o altre situazioni, chiaramente roba intelligente. 340 6709 659. Anche WhatsApp audio, se volete, mi volete far sentire il rumore della doccia fredda, io ci sono. 340 6709 659. Così il nostro è un gigantesco abbraccio che diamo a tutti coloro che hanno cominciato la giornata in maniera più o meno sfigata, ma sono partiti ugualmente. Questa è la cosa bella. Poi alla fine pepe in culo, ci arrivi al lavoro e arrivi anche a sera. Questo è l'incoraggiamento che diamo a tutti coloro che avranno una giornata lunga come la nostra, lunghissima o magari infinitesamente lunga. Non finisce, cazzo, finisce anche quella prima o poi, si arriva a sera e andremo a letto a dormire. Ma adesso non si dorme, adesso è il momento del giornalone. Su questo sito ci sono tutti i quotidiani del giorno, quelli importanti ve li leggo tra poco, ma quelli meno importanti, nel senso che non ci abbiamo noi sempre l'occhio puntato, però che dicono cose importantissime. Ad esempio oggi c'è il Sole 24 Ore. Sfida cinese nell'intelligenza artificiale, Wall Street precipita con i titoli high tech. Terremoto Cina sul mondo dell'intelligenza artificiale. La startup cinese DeepSeek ha rilasciato un chatbot che ha fatto crollare il Nasdaq e messo in discussione la leadership americana nel settore. DeepSeek col suo modello R10 promette di avere capacità di ragionamento al pari dei modelli 0103 di OpenAI, con costi pari a un 20° di quelli del competitor americano.
Nasdaq crolla, Nvidia produce i chip più avanzati per intelligenza artificiale, crollata, bruciati 600 miliardi di capitalizzazione. Cosa cavolo sta succedendo? Beh, se i cinesi inventano un'intelligenza artificiale più furba, ma soprattutto che costa meno, che consuma meno, tu dici, però sti cinesi che adesso che vogliono fare? Sì, capiamolo, ormai pendiamo dalle loro labbra in tutto e per tutto, e anche chiaramente l'intelligenza artificiale che ci può aiutare sicuramente, perché ci sarà solo quella poi alla fine quando chiederemo aiuto, parlerà cinese, se gli girano le balle chissà che ti combina. Andiamo a fare un girettino sul quotidiano Il Manifesto, che apre con il ricordo della Shoah come un'accusa, questo è il titolo, ma quello più grande, come al solito un titolo potente, anno zero, anno con l'H. E qui si parla chiaramente delle popolazioni palestinesi che stanno ritornando a Gaza e che si ritroveranno davanti un mucchio di macerie. E una sensazione pazzesca. Tu dici, avevano già poco, che vuoi che ci sia? No, non scherziamo. Che cosa faranno queste popolazioni? Dove andranno? Quale sentimento avranno? Tanti pensieri, tanti interrogativi che vi metto sul tavolo, perché questa è una radio che serve anche per infondervi qualche dubbio, perplessità, oltre chiaramente al fatto che se avete fatto una doccia fredda gelata siete incazzati. Inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659 anche per commentare questa cosa, che siamo contentissimi che ci sia una tregua in atto in Medio Oriente, ma alla fine cioè, gli israeliani hanno liberato centinaia di palestinesi e in cambio al contrario, i palestinesi hanno, vabbè, quella roba lì, ma nel cambio, scusa, alla fin fine, cioè, gli israeliani sono andati avanti per un anno e passa a cercare decine, centinaia di terroristi. Li hanno cercati sottoterra, li hanno cercati posti più strani, ne hanno trovati un fracco, molti li hanno ammazzati, ma molti li hanno trovati e adesso li liberano? No, per sapere un attimo, perché sai, alle 7:40 io non sono molto intelligente, più tardi peggioro, ma è una cosa buona e giusta questa cosa. Cioè, in cambio di un sequestrato, quanti ne ha liberati? Una roba neanche nei periodi mi dite un vostro pensiero? No, perché adesso ricominciano a cercarli di nuovo i terroristi. 340 6709 659. Chiaramente stiamo scherzando, però giustamente sono quelle meditazioni che magari a quest'ora hanno su di voi un'impressione maggiore, che più tardi, quando avrete la testa bombardata da 3000 cose da fare per il lavoro, lo studio, i figli, i nipoti, bla 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 bla. Il Foglio Quotidiano, che di solito non leggo perché è un casino anche quest'oggi, però il primo titolo è interessante, a proposito naturalmente della Shoah, a proposito, ecco, memoria e presente. La sorpresa di un governo potenzialmente fascista diventato sull'antifascismo più efficace degli antifascisti di professione. Questo è l'editoriale di apertura che chiaramente, se siete amanti del Foglio, se volete un giornale un po' diverso, vi invito a reperire. Memoria e presente. La sorpresa di un governo potenzialmente fascista diventato sull'antifascismo più efficace degli antifascisti di professione. Te capì? Il Foglio di Claudio Cerasa. Chiaramente, visto che noi siamo qui, alla fine siamo dei giornalai e cerchiamo di vendere ancora qualche giornale per far capire, insomma, che avere in mano un foglio di carta, in questo caso veramente un foglio, è una cosettina ancora bella, vi diamo delle idee un po' diverse per non comprare sempre i soliti, che poi alla fine
cerchiamo di avere una certa elasticità mentale. So che è dura di questi tempi, però e io sono sull'unità. A proposito di elasticità mentale, la SEMSTA: evasione teleguidata dal governo. Chi si dimette? Altro che caso Santanchè, è violata la legge e vabbè, insomma, questi hanno le loro manie, scusa, è beffata l'AIA, evasione teleguidata. Indovinate con chi ce l'ha Piero Sansonetti? Non ve lo dico, avete capito. Ma naturalmente Giorgia Meloni, addio al ventennio, fascismo complice dell'abominio, finalmente l'ha detto, urla il quotidiano L'Unità, e ci sta, perché questa frase, ribadisco e discoriba, è su tutti, ma dico tutti i quotidiani, e farò fatica a non leggervela perché è da quasi dappertutto è il titolo principale. Non lo è su altri quotidiani, ad esempio sul Riformista. Non c'è memoria senza futuro, è il titolo principale, ma scendendo un po' più avanti, sul Dubbio, separazione delle carriere, sì al dialogo, ma solo con le toghe moderate. Ma a proposito di Dubbio, io scendo un po' più in basso, perché sempre su questo quotidiano c'è l'editoriale di Alessandro Barbano, l'Ammazzacaffè, che si intitola Rami e la zona franca dell'ordine pubblico. Il testimone chiave dell'inseguimento tra i carabinieri e lo scooter su cui viaggiava il giovane Rami Ilgani, poi morto nella caduta, non mentiva. Le immagini, che lui sostiene di aver ripreso con il telefono e di essere stato costretto a cancellare su invito dei militari, sono state registrate dalla telecamera. Ma del video di 1 minuto e 10 secondi è rimasto solo un frame che mostrerebbe le luci della gazzella che arriva sul luogo dell'incidente. La perizia disposta dalla procura smaschera quella che, se confermata, sarebbe una frode processuale e un depistaggio. Ancora una volta il punto di contatto tra un'azione di polizia e la libertà dei singoli scopre una torsione delle regole di ingaggio e un'ambiguità del racconto che rischiano di fare dell'ordine pubblico una zona franca. Per questo non di uno scudo c'è bisogno, ma di un faro costantemente acceso sull'esercizio della forza pubblica da parte dello Stato. E della notte del corvetto che la democrazia mostra il suo vero volto, il Parlamento non finga di non saperlo. Così abbiamo girato completamente la situazione, e quindi ci vuole un faro su quello che la polizia combina effettivamente. Noi effettivamente, proprio parlando di riforma di tutto questo, abbiamo deciso di mettere le telecamerine sui caschi, poliziotto, eccetera, cioè robe da niente, che però per qualcuno c'era la privacy, su queste cose ci ha fatto un culo tanto mettere le telecamere, mamma mia, ancora adesso ne parleremo certamente di DL sicurezza, eccetera. Chiaro che è una notizia tra le tante che però oggi su alcuni quotidiani chiaramente non c'è tempo, bisogna parlare solo della Meloni. No, ne parleremo molto volentieri. Dove andiamo? Andiamo su qualche giornalone. Dai, mentre arrivano già i commenti al 340 6709 659, datevi da fare, anche se poi mi spegnete, perché alle 8 arrivate in ufficio tranquilli. Questa sera alle ore 20 andiamo in onda in replica e c'è il meglio e il peggio della rassegna stampa, per cui potete risentire ciò che mi avete inviato. Il quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apre con profughi senza terra. Dopo l'intesa sulle donne da rilasciare, 300.000 Gazawi stanno rientrando nell'enclave. Gli abitanti di Gaza sono i Gazawi, stanno rientrando nell'enclave. I carabinieri al valico di Rafah, profughi senza terra. A Gaza un fiume di sfollati torna nella striscia, masserizie sui carretti tra le macerie delle case. No al piano Trump sul trasferimento dei palestinesi, vivi 25 dei 33 ostaggi israeliani da liberare. E qui ci sono alcune immagini del ritorno in massa. Uno dice, ma
prenderanno un pullman, in macchina, no, a piedi, proprio come si usava qualche annetto fa, sempre da quelle parti. Immagini che si ripetono sui quotidiani più importanti. Ho aperto in questo momento il Corriere, guardate qua, tregua da Hamas, la lista degli ostaggi, 18 sono vivi e guardate il flusso infinito di palestinesi sfollati che con i sacchi in spalla camminano verso il nord della striscia e chissà lì che cosa troveranno. Prima pagina del Corriere, naturalmente il giorno della memoria, allarme, antisemitismo e polemiche, i leader del mondo ad Auschwitz, l'odio c'è ancora. Meloni, Shoah un abominio, fascismo complice. La parola dei sopravvissuti, Segre, non ho paura. Nella giornata della memoria, la celebrazione della liberazione 80 anni fa del campo di Auschwitz, presenti reali e capi di Stato, anche il presidente Mattarella. La memoria fa male, aiuta, guida, avverte, obbliga. Chi siamo senza memoria, ha detto il direttore del museo di Auschwitz. I ricordi dei sopravvissuti, le polemiche. Meloni, la Shoah un abominio del regime hitleriano con la complicità in Italia di quello fascista. Ma qualcosa sta cambiando e passando tanti anni probabilmente, forse perché c'è un governo di centrodestra, ma forse perché israeliani, palestinesi è successo così e cosà, alle 11 nel cui Parlamento parleremo dell'azione violenta di Hamas del 7 ottobre contro Israele. Questa azione fu legittima. L'ennesima sparata, questa volta è dell'attore e attivista Moni Ovadia. Se l'avesse detto per i cacchi suoi, ma l'ha detto davanti a giovani studenti presenti a un evento istituzionale promosso dalla provincia di Massa Carrara, PD, tra virgolette. Ne parliamo nel cui Parlamento con il parlamentare della Lega Andrea Barabotti, perché giustamente qualcuno può pensarlo in modo diverso, ma infarcire come al solito a scuola gli studenti con questa roba, come dico sempre io, la verità sta nel mezzo. Intelligenza artificiale, fenomeno DeepSeek, sì, si scrive così, siamo in prima pagina sul Corriere e già battaglia. Dalla Cina arriva l'intelligenza artificiale a basso costo, la Silicon Valley crolla in borsa. DeepSeek, almeno fino a ieri sconosciuta azienda cinese, fa tremare la Silicon Valley e in borsa fa crollare le azioni dell'intelligenza artificiale. Questa è low cost, made in Cina, come le macchinette cinesi. Quello però si rompono subito, appena fai un incidente rimani con il volante in mano. Beh, ha stupito tutti facendo traballare la supremazia americana nel settore. La startup cinese ha lanciato un DeepSeek V3, questo lo chiama, che è diventato l'applicazione più scaricata sull'App Store di Apple, superando negli USA ChatGPT. Consuma poco ed è gratuita, un boom, ma è già battaglia su privacy e sicurezza. Siamo qui ancora a guardare la privacy, mamma mia ragazzi miei. E vabbè, ok, torneremo certamente sull'argomento, molliamo il Corriere, andiamo su un altro giornalone. Quale mi consigliate? Lo so quale mi consigliate. Il Giornale, oggi ricchissimo, se non fosse che apre con un titolo che non è presente proprio sottolineato sui giornaloni altri. Shock a Milano, arrestate l'Archistar, chiesti domiciliari anche per Zucchi, turbativa d'asta, IPM contro Boeri. È lui che dice: sono molto sorpreso. Siamo sorpresi anche noi, rimaniamo a bocca aperta. Se siamo sorpresi noi, leghisti, celoduristi, voi, noi, centrodestristi, quella roba lì, ti immagini quelli del PD, che Boeri è un santo, ma è il Berlusconi della sinistra, Boeri. La procura di Milano ha chiesto, non riesco neanche a dirlo, guarda, gli arresti domiciliari
per gli architetti Stefano Boeri, che io pensavo che fosse un figlio con lo stesso nome, e Stefano Boeri e Cino Zucchi, indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura a Milano. La richiesta, che riguarda anche un terzo architetto, è stata notificata ai legali per l'interrogatorio preventivo che si terrà il 4 febbraio davanti al GIP, che dovrà decidere sulla richiesta della procura. Sono sorpreso e turbato, la replica di Boeri. Anche noi siamo sorpresi e un pochino turbati, è vero. Il giornale ve l'ho scelto anche perché all'interno c'è la folle idea della Schlein. Chi è che vorrebbero candidare come sindaco a Milano? Giurin Giuretta, mamma mia, se candidano questo, Cecilia Sala. Funziona più il microfono, vedi? Detto Cecilia Sala. Pronto? Sì, pronto? Oh, è una folle idea, chiaro, è una buttata. Aveva bevuto un pochino di tavernello in più la Schlein, non lo so, però oggi ne parla solo il quotidiano Il Giornale. Chiaramente, insomma, se siete giornalai, nel senso che vi piace il giornale, oggi è da comprare il giornale. Il giorno della memoria in prima pagina, in centro Meloni, il fascismo complice dell'Olocausto. Sto guardando che oggi ci sono anche i tecno-influencer di Luigi Mascheroni, certamente nel suo Giù la maschera, e si parla naturalmente di quello che sta avvenendo tra ricconi. In realtà, al netto di tutte le discussioni in materia, restiamo convinti che in natura esistano solo due generi. Sono solo due, ormai l'avete capito, anche voi omofobi, insomma. Ci sono i poveri e ci sono i ricchi. Poi ci sono i ricchi e poveri, che quelli non muoiono mai, te li ritrovi anche a Sanremo, sempre, guarda. Il resto, nullatenenti e miliardari, sono sfumature. I primi ci impietosiscono, i poveri. I secondi ci spaventano, i ricchi. Ed è il motivo per cui non abbiamo preferenze tra i paperoni delle big tech, della finanza, Musk, Zuckerberg, Bezos, Gates, Soros. Oltre certe cifre il capitalismo non è più una garanzia di libertà, ma uno strumento di umiliazione, scrive Mascheroni oggi sul Giornale. Comunque, per quanto fatichiamo a dire chi dei due c'è meno simpatico, siamo rimasti colpiti ieri dalle parole di Bill Gates contro Elon Musk. Ha detto: è un folle che può destabilizzare la politica in altri paesi. Abbiamo provato a rileggerle senza ridere, senza farcela. Bill Gates, il maggiore finanziatore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello che voleva oscurare la luce del sole con nuvole artificiali piene di gesso e zolfo per ridurre il riscaldamento globale, quello che incontra premier, capi di Stato e leader di partito, che detta l'agenda dei governi, che chiama l'allora primo ministro italiano Giuseppe Conte per discutere le linee guida anti-Covid. Insomma, quel Bill Gates si lamenta perché Elon Musk influenza la politica internazionale? Domanda: ma è ipocrisia o è satira? L'umanità, senza distinzione di classe e di censo, quando passa il carro del vincitore, si divide in due: chi ci salta su e chi gli mette i bastoni tra le ruote. Va bene, dai, meglio derubricare tutta la polemica pura rivalità personale. A questi livelli non esistono buoni o cattivi, ma solo concorrenti. Così Luigi Mascheroni, i tecno-influencer, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, con Alessandro Sallusti e su editoriale, piatto ricco, micifico, ve l'ho detto, oggi il giornale merita, chi affama i lavoratori. E si parla della CGIL e la UIL, che non hanno firmato il nuovo contratto nazionale degli statali, ma i loro iscritti e i loro simpatizzanti godranno comunque dei non pochi benefici concessi dal governo. L'accordo raggiunto ieri con la CISL solo sul piano economico prevede un aumento del 6%, che si traduce in 165 euro lordi medi al mese.
Sono poi state introdotte alcune novità come l'attribuzione del buono pasto anche per i giorni in lavoro agile, la sperimentazione della settimana corta, cioè la possibilità di articolare in 4 giorni anziché in 5 l'orario di lavoro, che resta comunque fissato in 36 ore. Non sarà una svolta epocale, ma certo è un contratto che va incontro alla maggior parte delle richieste dei lavoratori, al punto che la scelta di CGIL e UIL di abbandonare il tavolo appare incomprensibile. E non è la prima volta che ciò accade. Da tempo i sindacati stanno bloccando il contratto integrativo per gli infermieri del pronto soccorso, che secondo la proposta messa sul tavolo dal ministro Zangrillo dovrebbe portare nel giro di 2 anni ad aumenti di stipendio complessivi superiori ai 500 euro al mese. Perché succede un così lapalissiano controsenso logico? Beh, a questo punto la risposta mi sembra ovvia, perché il sindacato non difende più gli interessi dei lavoratori, ma svolge unicamente un ruolo di opposizione politica al governo. Per loro, ogni euro in più che Giorgia Meloni riesce a mettere nelle tasche dei lavoratori è un euro maledetto, perché potrebbe creare consenso o quantomeno smorzare quella rivolta sociale auspicata proprio dal segretario della CGIL Landini. Non occorre essere dei geni della contrattazione per sapere che anche la trattativa più dura a un certo punto deve trovare un punto di sintesi che la renda applicabile in tempi compatibili con le urgenze dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma siccome sta facendo la CGIL, quel momento ogni volta viene rinviato con una scusa diversa, se l'asticella la si continua ad alzare a prescindere dalla realtà, ecco, se accade tutto ciò, ad affamare, come dicono loro i lavoratori, non è certo il governo, ma il sindacato stesso. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Bella canzone meditativa alle 8 del mattino, lo sapete, ogni mattina mandiamo in onda un pianista, a volte sconosciuto, a volte conosciutissimo, ma non da noi. Lui è John Batiste, è una star negli Stati Uniti, questa è American Symphony, e anche un bellissimo documentario molto intimo che racconta la vita del musicista accanto alla moglie che lotta contro il cancro. Lo trovate facilmente su YouTube, ma John Batiste lo stiamo pian piano scoprendo, appassionato di Beethoven, lo ha completamente stravolto, e però a chi ama il jazz e che vuole provare delle emozioni diverse è davvero un qualcosa che consiglio. John Batiste, American Symphony, con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varin, 3 minuti dopo le 8, anzi 4 minuti dopo le 8, ma buongiorno anche a chi ci ascolta in replica semplicemente guardando il sito radiolibertà.net e scaricando chiaramente la possibilità di entrare all'interno, e a quel punto che fai? Clicchi su podcast. Quando entri nel podcast vedi tutto quello che è il mondo delle repliche di Radio Libertà e scegli la trasmissione che ti interessa, e una volta che hai scelto la trasmissione puoi decidere: la vuoi ascoltare o la vuoi scaricare. Se la vuoi scaricare, tranquillamente te la risenti la mattina, pomeriggio, la sera sul tuo telefonino o semplicemente dove cavolo ti pare, perché ormai abbiamo computerini da tutte le parti. Quindi buongiorno, buonasera, buonanotte, perché questa rassegna stampa, sappiamo, fa dei giri stranissimi, e grazie anche a chi mi condivide ho scoperto questa cosa. Sta molto di moda, anche le interviste, quelle che faccio con gli artisti indipendenti, fanno dei giri immensi. Proprio ieri sono andato a fare benzina e il mio benzinaio mi ha fatto vedere, dice: ma guarda cosa mi è arrivato sul telefonino. Ero io. Una mia trasmissione dove intervistavo i Collage è finita sul suo cellulare, e io sono solo che contento, ragazzi. È una cosa bellissima fare squadra, ci divertiamo, ma soprattutto facciamo una controinformazione che non fa nessuno. Perché? Perché siamo schiavi di quello che ci viene imposto dalle grosse e grasse radio, ed effettivamente, insomma, sappiamo che queste sono bravissime a imporci le cose. Anche dal punto di vista musicale tu dici: ma quello è il meno. E dal punto di vista politico che spaventa. Tu ascolti una radio bella bella che mette grandissima musica, ma quando apre il microfono che cosa non dice? Che cosa non diciamo noi, eh? Senti lì il Resto del Carlino QN, come apre quest'oggi? Eccolo, mi sono inguaiato, ho schiacciato il bottone sbagliato. Ma perché, Sammy Varin? Con tutti sti bottoni vai a schiacciare quello sbagliato. Rieccomi, sono riapparso, d'accordo. Il Resto del Carlino, stavo dicendo, apre con intelligenza artificiale, lotta Cina-USA. DeepSeek, la chat GPT del dragone, affossa i colossi tech a Wall Street e finisce sotto attacco hacker. Nvidia crolla, perde 600 miliardi. La Silicon Valley trema. Intervista a Cristianini, docente di intelligenza artificiale all'Università di Bath, un modello che mette in crisi i mega investimenti americani. Te l'ho detto, è come le automobiline cinesi, che qui facciamo di tutto per non farne arrivare, ma prima o poi arrivano, e che vanno bene, costano pochissimo, consumano niente. È chiaro che se vai contro un marciapiede ti si apre tutta quanta. E sarà così anche questa intelligenza artificiale, che se gli dici una roba strana non ti risponde, o chissà cosa ti risponde? Ma Mattarella ad Auschwitz, centropagina di QN, antisemitismo, scontro ebrei ONG.
La Meloni, la Shoah, un abominio nazista, fascismo complice. Siamo di spalla sul resto del Carlino, Bologna, i lavori del tram, l'ansia di cittadini e negozianti, noi intrappolati nei cantieri. Ma a Bologna il centrodestra è stato sconfitto anche sul referendum flop sulla città 30, solo 3.500 firme. E qui chiaramente uno si dice: ma perché? Scusa, c'era da fare il referendum sulla città 30 all'ora, non è andato nessuno a votare? Ne parliamo sicuramente. Dal Quotidiano Nazionale, e lo so, e voi mi richiedete tutti libero. No, aspettiamo ancora un po', c'è tempo per il Quotidiano Nazionale, c'è tempo per Libero, ma c'è tempo proprio, anche perché il titolo del quotidiano Il Tempo è bellissimo. Meloni senza veli. La premier in Arabia da leader occidentale, testa scoperta e stretta di mano. E qui non se n'era accorto nessuno sta roba, Azzolina volevo dire. Ma veramente, ieri l'abbiamo guardata nelle foto su Repubblica, quella foto simpatica dove si guardano i due sotto la tenda sorridendo. Nessuno che ha detto che non era altri leader di centrosinistra, e li vedete qua nelle fotografie, ma guarda un po', tutte velate quando parlavano con i capi, ma anche semplicemente quando volevano farsi vedere: oh che bello il velo, mi piace il velo, eccetera. Meloni senza veli. Eh sì, testa scoperta, stretta di mano, e ha parlato con il super ricastro che ci ha promesso 10 miliardi di dollari. E la sinistra rosica. Ecco la Marcord dei big in ginocchio davanti all'Islam. Ah però, zitto il Tempo ci ha fatto una rivelazione veramente potentissima, e in confronto gli altri leader che si sono velati in questi decenni, che figura ci fanno? Stiamo a vedere. Intanto Osho ci ricorda, accidenti, oggi la nave in Albania, migranti naturalmente, e Trump usa il modello Georgia. Trump che dice: un sinonimo dei centri per i migranti per non farla proprio uguale, no? Certo, ho detto che saranno tutti lì a imitarci, certamente. Così la prima pagina del Tempo, che oggi veramente vale la pena di acquistare per questa Meloni senza veli, che ha veramente tanto da insegnare a molti leader di centrosinistra. Andiamo su Repubblica, doverosamente il giorno della memoria, Shoah, fascismo complice. Il messaggio della premier Meloni, che per fortuna nessuno ha niente da ribadire. Sì, l'unità era ora, meno male. Vabbè, cos'altro vuoi dire? In Italia il regime contribuì all'abominio nazista dello sterminio. Polemiche tra la comunità ebraica e l'ANPI. E a proposito di questo, te l'ho detto, non lo dico, ma lo dico, il PD, insomma, sta portando avanti determinate idee, soprattutto nelle scuole, e ne parleremo proprio alle 11 nel Qui Parlamento con il nostro parlamentare Andrea Barabotti, che commenterà quello che ha detto l'attore e attivista Moni Ovadia di fronte a centinaia di giovani studenti presenti a un evento istituzionale promosso dalla provincia di Massa Carrara, che è provincia del PD. Torneremo su questo, certamente. Segre a Roma, antisemitismo sfacciato, ma non ho paura. Ma la foto chiaramente che fa impressione sul quotidiano Repubblica e anche sugli altri arriva dal Medio Oriente, con il popolo degli sfollati in marcia verso Gaza. Fotografie incredibili che vedono migliaia di persone che stanno ritornando a casa nella loro terra, loro dicono così, e soprattutto che cosa mai troveranno quando cercheranno la loro casa, e a quel punto dove andranno? Molliamo Repubblica, andiamo sul quotidiano La Stampa, la sorellina, con il titolo principale: Shoah, fascisti complici.
Meloni, un abominio nazista con la sponda del regime senza paragoni nella storia, ma di spalla, a proposito di Medio Oriente, la lista degli ostaggi, 8 morti su 33, il dramma dei parenti, diteci i loro nomi. 8 su 26. Sono questi i numeri certi degli ostaggi morti rispetto a quelli che devono essere ancora liberati. Nella lista dei 33 da far uscire nella prima fase della tregua che dura 6 settimane, 2 delle quali già trascorse. Sono i numeri contenuti nell'elenco che Hamas, come deciso nell'accordo, avrebbe dovuto consegnare entro la fine di sabato scorso e che invece ha consegnato in ritardo, provocando la reazione israeliana, che per questa violazione dell'accordo aveva deciso di impedire l'accesso al nord della striscia di Gaza alle migliaia di residenti. Il tutto si è sbloccato con l'arrivo della lista contenente lo stato degli ostaggi e la rassicurazione che la civile Arbel è tra i vivi e uscirà da Gaza entro venerdì. In cambio, naturalmente, di tanti terroristi che saranno in circolazione, che ci verranno sicuramente a fare la pizza qui sotto casa, ne sono certo. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, l'intelligenza artificiale, lo scontro Cina-USA, l'effetto DeepSeek spaventa i mercati. E poi, naturalmente, c'è su Repubblica, sulla Stampa, sul Corriere, c'è dappertutto la Santanchè. Dimissioni, decido io. Colloquio con la ministra che sfida la premier. La russa non mi abbandonerà mai. Con gli occhialoni che le coprono lo sguardo dal vento e dai brutti pensieri, Daniela Santanchè parla come mai aveva fatto finora. Ogni parola scelta è affilata, un messaggio contro tutti, contro il suo partito, all'amico Ignazio. E così, naturalmente, staremo a vedere. Se vi interesserà oppure no, scrivetemelo 340 6709 659. Ma c'è Elisa Sola e Nicolò Zancan che commentano Del Mastro e il giallo del clochard. Dopo le accuse di Renzi in Senato, ragazzi, robe piccanti che sicuramente vi interessano. Aula del Senato 22 gennaio, prende la parola Matteo Renzi. Se chiedete le dimissioni di Santanchè, ricordatevi che avete al governo Del Mastro, un uomo che ha già battuto un record, è il primo membro del governo che lavora al Ministero della Giustizia dopo essere stato condannato, ma sappiamo anche che non è stato condannato per l'aggressione a un clochard, per cui è stato imputato in primo e secondo grado e poi assolto, un fatto di 20 anni fa sul quale per i giudici di Biella furono svolte indagini lacunose. E per fortuna che la Stampa c'è e quindi tutti quanti sicuro interessati a questa cosa. Molliamo il quotidiano La Stampa, ci mancherebbe, respiriamo un po' di verità o comunque un'altra verità proprio sul quotidiano La Verità, che parla dello storico accordo tra Unione Europea e Bosnia per blindare le frontiere. Vedi come cambia aria, no? Da un quotidiano all'altro. Sui clandestini vince Trump e noi li rimandiamo in Albania. La Colombia cede agli USA e si riprende gli irregolari. Qui magistrati e stampa affilano le armi contro l'operazione appena ripartita, ma è una battaglia destinata alla sconfitta. Tutta l'Europa adesso parla di blocchi e di proprio quella, remigrazione. Il termine che ha lanciato la Lega qualche settimana fa e noi da queste frequenze. Intanto, naturalmente, tutti a bocca aperta quando abbiamo letto dell'istanza d'arresto per le Archistar. Questa istanza travolge il modello Sala. Colpo di spugna è quello che sogna Beppe Sala, una legge che cancelli l'incubo in cui la sua amministrazione è precipitata. La chiamata Salva Milano, ma la norma che il sindaco del capoluogo lombardo sta provando a far approvare dal Parlamento, facendo ogni tipo di pressione sulla maggioranza e sull'opposizione, più che salvare la città, serve a salvare lui e la sua giunta. Prosegue all'interno del quotidiano La Verità.
Ecco l'intelligenza artificiale cinese. Fa paura. Il lancio di DeepSeek sciabò a basso costo terremota i mercati, facendo perdere a Nvidia 400 miliardi in una sola seduta. Tutti la scaricano sui loro dispositivi, ma i rischi di manipolazioni e censure crescono. Arriva dalla Cina l'intelligenza artificiale a basso costo. Bello che la stiamo pubblicizzando a go-go, no? Pensa in quanti di voi stanno cercando di scaricarla e poi ti lamenti che il telefonino inizia a farti delle cose strane. Ting ting, ciaolin, ping chong, ting dong. A lanciarla è l'app DeepSeek e il suo arrivo è costato 400 miliardi a Nvidia. A rischiare però non è solo Wall Street, il programma si autocensura su argomenti ritenuti sensibili in Cina e non fornisce notizie su Xi Jinping, che questa roba già potremmo anche andarci sopra. Però se ci sono argomenti ritenuti sensibili, vabbè, no, perché poi alla fine sarà così, lo sai benissimo, alla fine parlerai con una voce, non sai se è una voce umana o se è un computer e per capirlo dovrai fargli una domanda su argomenti particolari, no? E vedrai subito come ti risponde. Tacciamo di infinite cose. Francesco Borgonovo, se non espelli sei un fallito, se lo fai un bandito, oppure un dem. Progressisti ridicoli. Bello il suo editoriale quest'oggi sul quotidiano La Verità, raccontando di ieri all'aria che tira. Luigi Manconi sosteneva che l'operazione Albania serviva semplicemente a nascondere i migranti e che ciò che il governo italiano sta cercando di fare è sottrarre gli stranieri alla vista degli italiani, quella che in psicologia si chiama rimozione, non fateceli più vedere. Oddio, su qualche cosa potrei anche essere d'accordo, nel senso che oltre a vederli, quelli non è che si fanno vedere e basta, quelli ti picchiano, ti violentano, ti rapinano, eccetera, eccetera, eccetera. E vai, io vado su Libero, perché l'apertura è più potente che mai. Ma veramente, cioè, per noi è caduto un mito, capito? Ma anche se non l'avremmo mai votato, lorché si dovesse ripresentare come sindaco di Milano, ma è chiaro che è il Berlusconi della sinistra, l'Archistar, Stefano Boeri davanti al suo bosco verticale. Non ditemi che neanche per un attimo non avete sognato di avere uno di questi appartamentini piccolini, con tutto il verde intorno, che io devo dire, pensando, ma per quante formiche non entrano? Tu dici che non c'è neanche una formichina? Ma boh. Io quando abitavo al quinto piano a Monza, in via Venezia Tridentina, se arrivava una formichina, la vedevo, ma la accoglievo, e veramente, dico, ma ciao, cioè, si era fatta 5 piani a piedi questa per salire fino a casa mia. Una formichina è arrivata. Adesso che abito al pian terreno lascia stare, non entrano solo le formichine, cani e porci in casa Marini. No, scherzi a parte, gli sarebbe piaciuto avere uno di questi appartamentini con tutto questo verde intorno? Beh, sappiate che è un gabbio verticale. Questo è il titolo pazzesco sul quotidiano Libero, che parla naturalmente del caso della Biblioteca Internazionale di Cultura. La Procura di Milano chiede gli arresti domiciliari per le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi. L'indagine per turbativa d'asta. E chiaramente siamo ancora qui a guardare, guardiamo Boeri, guardiamo le sue casettine tutte piene di bel verde e ci spostiamo di spalla all'editoriale di Daniele Capezzone sul quotidiano Libero. Gli ebrei svelano le ambiguità Dem sugli antisemiti. E anche questa è una grande verità che cerchiamo di trattare anche su queste frequenze. Poi ognuno la pensa in maniera differente, ve lo dico, lo sapete, la verità sta nel mezzo, ma è giusto anche parlarne. Per molti anni il PD e la sinistra italiana hanno meccanicamente, furbescamente applicato al giorno della memoria
uno schema analogo a quello collaudatissimo delle conferenze all'estero di Yasser Arafat. L'allora leader palestinese, come noto, alternava una risposta moderata in inglese, destinata all'opinione pubblica internazionale, a una incendiaria in arabo, indirizzata ai suoi. E questo è quello che ha fatto probabilmente, e ve lo ricordo ancora, ne parleremo questa mattina alle 11, Moni Ovadia di fronte a giovani studenti, e probabilmente gli sembrava di parlare ai suoi elettori pidini, e probabilmente era proprio così, e la cosa non è andata giù alla Lega, e ne parleremo proprio nel Qui Parlamento alle 11 questa mattina. Gabbio verticale, e non è male come titolo. Ma il titolo più importante sul quotidiano Libero per me, per il sottoscritto, scritto sotto, sottoparlante, altoparlante Sammy Varin, è questo, che non appare su nessun altro giornale. Pronto il reato di molestia islamica. Già, il Taarrush Gamea. E io non posso che ringraziare i deputati della Lega e qualcuno in particolare, perché quello che ha propagandato da bravo razzista, ma in senso buono, Sammy Varin, è diventato una proposta di legge. Già, sono stato il primo che già qualche annetto fa, ma nell'ultimo Capodanno, ha parlato di Taarrush Gamea, di questa gentaglia che girava in Piazza Duomo circondando le ragazzine e toccandole da tutte le parti. E non succede solo a Capodanno, perché se avete Instagram vi sarà capitato di vedere altri esempi quando si è in metropolitana e la metropolitana è piena zeppa. Ti si avvicinano personaggi che ti viene voglia di uscirci a cena e si appoggiano a te. Non dico altro, perché il resto fa decisamente schifo. Proposta della Lega dopo le violenze di Capodanno in Piazza Duomo: pronto il reato di molestia islamica. E vi tengo lì, se volete, aspettate, no, anzi, non aspettate, ci entriamo subito, va bene, ok, io lo vedo, sento proprio, vi sento la vostra presenza, anche senza leggere i WhatsApp, che mi chiederete perché non li legge stamattina Sammy Varin, perché c'è la macchinetta che stiamo cercando di ricaricare, stiamo girando la manovella, sai, gira, scegli Roto Wash, prima o poi qualcosa accade. Vado all'interno del quotidiano Libero. A pagina 5, dopo i fatti di Piazza Duomo a Milano, in arrivo il reato di molestie islamiche. Proposta di legge della Lega contro il Taarrush Gamea. E poi divieto di burqa nelle scuole e negli edifici pubblici. Cosa devo dire? Se non essere contento che, avendo lanciato questo Taarrush Gamea, e avevo capito benissimo che si trattava ancora di quello, e nessun giornale, nessun giornalista professionista, naturalmente, per settimane ha osato ripetere quella parola perché l'aveva detta Sammy Varin, non posso che dire: bene, brava Lega, lo proponiamo come reato, visto che in altre zone del mondo islamico sembra quasi sia una roba normale, praticamente è una violenza sessuale di gruppo, e non viene punita da quelle parti, dico io. Fabio Rubini, i fatti di Piazza Duomo con le molestie sessuali collegate alla pratica islamica del Taarrush Gamea, l'aggressione di massa per ristabilire il dominio dell'uomo. Sentite un po' questa cosa, cioè devono ristabilire il dominio questi uomini. Ma io preferisco essere gay a quel punto. Che schifo di dominio è mai quello. Tu dici gay, non è che ne fanno proprio su dei sassi. Vabbè, sulla donna, umiliandola, hanno segnato un punto di non ritorno nella lotta all'islamizzazione del nostro paese. A farsi portatrice della battaglia è stata la Lega, che ha deciso di sferrare un'offensiva su più fronti, che prevede proposte di legge al Parlamento nazionale, mozioni nei consigli regionali, si parte in Lombardia,
e interrogazioni all'Europarlamento. Un'azione a tenaglia che ha come perno l'introduzione nell'ordinamento giuridico del reato di violenza sessuale di gruppo durante gli eventi di massa, manifestazioni pubbliche, in luogo pubblico o aperto al pubblico. Un'iniziativa che ha come primo firmatario, signore e signori, l'onorevole Igor Iezzi, e che si è resa necessaria proprio per fermare il diffondersi di questa orribile pratica che ha l'obiettivo principale di punire e sottomettere le donne. La creazione di questo reato, inoltre, andrebbe a colmare un cono d'ombra nel nostro ordinamento che non prevede una fattispecie specifica per le molestie sessuali. Infatti, spiega sempre Iezzi, finora, a seconda dei casi, i comportamenti sessualmente molesti o sono stati integrati alla violenza sessuale nei casi più gravi o derubricati a violenza privata. Questo nuovo reato, insomma, andrebbe a colmare questo vuoto normativo. Come detto, questa iniziativa fa parte di un pacchetto contro l'islamizzazione che è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa al Pirellone, sede del Consiglio regionale lombardo. Oltre a quella appena descritta, ci sono altre 2 proposte di legge al Parlamento. La prima proposta presentata riguarda l'aumento dei reati per i quali viene tolta la cittadinanza italiana. La seconda mira a impedire nei luoghi pubblici l'uso del burqa o di qualunque altro copricapo che celi il volto della persona che li indossa. Una proposta che prende le mosse dall'analoga legge che è entrata in vigore in Svizzera a partire dal 1 gennaio di quest'anno. In sostanza verranno tipizzati i luoghi, ad esempio quelli di culto, dove si potrà avere il volto coperto, ma una volta in strada o in altro luogo pubblico il copricapo deve essere tolto. Ma la proposta non si limita a questo. Spesso questo tipo di costrizione riguarda minori. In questo caso uno specifico articolo della legge prevede che le autorità possano interessare il Tribunale dei minori con interventi di varia natura fino ad arrivare ad agire sulla patria potestà. Ma signori, si va avanti a pagina 5, l'articolo è lungo e devo dire, insomma, uno ogni tanto dice la Lega deve tornare a fare la Lega. Signori, questa da sempre è la Lega. Quindi oggi tutti ad acquistare il quotidiano Libero, pagina 5, in arrivo il reato di molestie islamiche. Gliela facciamo noi la festa a quelli del Taarrush Gamea. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una violenta perturbazione atlantica insiste sul nostro paese con pioggia, vento e neve. In mattinata vedremo un'estensione dei fenomeni a tutto il centro, ma con il maltempo più acceso ancora al nord. Nel pomeriggio poi ancora rovesci, specie sul nord-est, qui con tanta neve oltre 1200 metri sulle Alpi, ma anche lungo tutto il versante tirrenico fino alla Campania, con venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Temperature in rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni
Da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaridi. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, il mio nome è Fabrizio Giannuzzi, oggi per la seconda volta propongo un mio brano musicale per armonica, bocca e chitarra. La volta scorsa ascoltaste un brano per armonica, bocca e organo, oggi qualcosa di nuovo. Il titolo di questo pezzo musicale è Grido e aggiungerei Grido di libertà. Lo dedico a una persona a me molto cara, lombardo, bergamasco come lo sono io, grande scultore, dal nome Massimiliano Giannuzzi. Ringrazio Semi Varin, un grande abbraccio al nostro carissimo Semi Varin, a tutti gli ascoltatori. Continuiamo a sostenere Radio Libertà. Vi abbraccio. Grazie e alla prossima. È già finita, no dai, ma rimettila da capo signori, ma un'atmosfera bellissima, è chiaro, vi deve piacere l'armonica bocca, la mattina è una sensazione particolarissima, forse la sera è ancora più potente, davanti a un fuoco acceso, caminetto, un pochino di grappa, anzi un po' di più, grazie. Bravo, bravo, bravo signori, Fabrizio Giannuzzi, musicista, artista, scrittore, suona le armoniche a bocca, diatonica per il blues e quella cromatica per il jazz e la musica classica, ma suona anche la chitarra, la tromba, il piano ed è nostro ascoltatore. Grazie, 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 grazie soprattutto per l'appello ad aiutare
la nostra emittente, ed è una cosa bellissima e portata avanti a volte anche da voi artisti indipendenti, perché capite che la nostra è una radio diversa, è una radio che manda la musica che non c'è e le notizie che non appaiono sugli altri quotidiani, e giustamente chi può e chi vuole, conto corrente postale 37671294 e voilà, 5 euro per aiutare Radio Libertà e la voce del mattino che si chiama Sammy Varino. Sono io, buongiorno. Dai, WhatsApp, abbiamo riavviato la macchinetta, grazie a Francesco, chiaramente. Oh, Francesco, poi se fai un attimo lì l'aspirapolvere, manca solo quello. La scopa, dove mettiamo la scopa? No, scherzi a parte, un grazie veramente ai nostri tecnici che fanno veramente miracoli. Ripeto, se ci volete migliorare un attimino, se volete migliorare la vita anche dei nostri tecnici, conto corrente postale 37671294 o andate sul sito radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici e bastano 5 euro, ripeto, perché in questo momento siete in 100.000, 200.000, non lo so quanti siete, non abbiamo soldi neanche per fare le rilevazioni di Audiradio, come si diceva un tempo, però capite insomma che se ci date una mano in tanti facciamo qualcosa di molto speciale. Gli israeliani hanno liberato i terroristi, ma prima li hanno vaccinati per il Covid, scherza Roberto dalla Brianza. E torneremo anche su questo fronte, ragazzi, perché noi la raccontiamo non giusta ma giustissima, perché apriamo le braccia e sentiamo tutti i vostri commenti, quelli che stanno arrivando in questo momento al 340 6709 659. Sto leggendo i vostri WhatsApp. Buongiorno, a proposito delle deportazioni, ieri sera è venuta da Del Debbio che invita sempre persone da vomito come Sansonetti, ma poverino, ma Sansonetti se non lo invita Del Debbio, ma che cosa fa la sera? Ma questo è un poveraccio, sta tristemente a casa a piangere, a cantare Bandiera Rossa, e lo canti una volta, 2 volte, dopo dici no, non c'è neanche il gatto che mi ascolta. Scherzo, Sansonetti è tosto e simpaticissimo. Ha insistito su questa parola, sì, deportazione, e certo, non capisco questo governo perché quelli che ci sono in Italia non li porta tutti a casa di Sansonetti a sue spese, visto che li vuole tanto. Quando si arrabbia diventa come un peperone rosso per i clandestini. Buongiorno, i profughi di Gaza dove vanno? Arrivano tutti qui in Italia. No, la strada è lunga, non penso, però sì, comincio ad avere qualche dubbiettino, perché questi arrivano, adesso sono tutti lì in coda, a piedi, che arrivano a piedi, come faceva Gesù, sono robe che mi fanno pensare, no? Arrivano lì a Gaza e non c'è più la casa. Che uno dice, magari ti viene anche il dubbio, dice, ma che cazzo ci ritorna? Non ce l'hanno una terra, ok? Se è quella la loro terra e non c'è più la casa, che facciamo? Se fossi voi meridionali direste, non c'è più la casa, che facciamo? E questi poi ci mettono poco, dici tu, faccio il giro, no, in Egitto non si può passare, ok? Faccio un altro giro, ma arrivano qui, non lo so, però viene il dubbio, viene qualche dubbiettino. Sì, vado avanti, leggo i WhatsApp, oh mamma sì, io leggo i soliti, libero alla verità, vedi, guarda, c'hai le fette di salame sopra gli occhi, di mortadella, peggio ancora, di Cattolico su Avvenire non trovi più nulla. Con Ovadia la verità è da un'altra parte, e te l'ho detto, parleremo proprio di Moni Ovadia questa mattina alle ore 11. Vi farò sentire una frasettina che ha detto l'altro giorno e che verrà commentata dal nostro parlamentare Andrea Barabotti. Biden non ha forse graziato suo figlio? Scrive Marco da Milano. Vero. I palestinesi liberati 3 ostaggi, Israele 220. Sì, era questo che dicevo, effettivamente. Non sono riuscito a parlare perché, sai, sono addormentato come voi, però questi palestinesi 3 ostaggi valgono 220. E più che strano è debolezza politica, scrive Marco. Ma il problema è che
Cioè, gli hanno fatto un culo quadro, una caccia spietata a questi terroristi, e sono andati sottoterra nei cunicoli, e sono andati qui, e hanno distrutto tutta Gaza per trovarli, li hanno arrestati e adesso li liberano. Ieri sera al TG una palestinese intervistata frignava che non aveva più nulla, non aveva di che dar da mangiare ai figli, non sapeva da che parte cominciare e accusava Israele di tutto ciò che la affligge. E Hamas non c'entra nulla? Non ha nessuna responsabilità? Finché continueranno ad appoggiare Hamas non mi fanno nessuna pena. Chi è causa del suo male pianga se stesso, scrive ancora Marco. Chiaro che, come dico al solito e vi annoio, la verità sta nel mezzo. Chiaro che questi si sono fidati di Hamas perché non c'era nient'altro. Mi viene quasi da dire, faccio un paragone stupido, in alcune zone d'Italia c'è la mafia, che ammazzicchia anche quella, insomma, non è che, non come Hamas, non rompe i coglioni troppo fuori dal paese, però dove non c'è uno Stato c'è qualcosa d'altro. Chiaramente, signori, il paragone è stupido, ma voglio sempre un vostro parere, perché il bello di questa radio è che vi fa ragionare, almeno speriamo. 340 6709 659, inviatemi il vostro pensiero, qualunque esso sia. Buongiorno Sammy, dai, facciamo un po' di populismo con Biancalani, visto che Tajani andrà al convegno di Sant'Egidio con i Boy Scout a Verona, sia mai che ce li togliamo dalle scatole. Fabio da Vercelli. Sammy, vedendo ma non vedo. Ah sì, la parola deportazione, ancora sulla parola deportazione. Secondo, ma è scusami, era un WhatsApp vecchio, perché già abbiamo resettato, ci stanno apparendo anche quelli vecchi. Ciao Sammy, vedendo quella massa di gente a piedi che rientra a Gaza distrutta, riporta all'uscita degli ebrei dall'Egitto. 1250 avanti Cristo. Queste scene fanno pensare che in quelle terre non cambierà mai niente. Bravo Mario, fa pensare soprattutto a chi si appoggiano per cercare di sopravvivere. Bill Gates si lamenta di Elon Musk per il semplice fatto che gli sta rubando il mestiere. Tra riccastri si rubano il mestiere anche tra riccastri. Buongiorno, anch'io ho fatto il mio giorno della memoria, il giorno che è stata fatta la stella Green Pass fatta da un governo di nullità contro il popolo. Distinti saluti, Corrado da Treviso. E ancora WhatsApp, Sammy, hai fatto la battuta, gli statali lavoratori. Prova a mandarne uno, non dico in cantiere, ma nell'ufficio di una ditta privata qualunque, e vediamo quanto resiste. Chissà perché gli aumenti solo nel pubblico. PS, un amico ha portato tutti i documenti per la pensione all'INPS, il dipendente pubblico lo ha rispedito a un CAF, loro li avrebbero spediti a lui. Scrive un altro, bello, questa è vita vissuta, ragazzi. Cerno mi ha preceduto con la notizia della Meloni svelata sotto la tenda di Bin Salman. La Boldrina, c'è la sua foto anche sul quotidiano Il Tempo, avrebbe esibito la sua corvina capigliatura o si sarebbe presentata imbacuccata come una beduina per il doveroso rispetto verso il maschio saudita? Bravo Valentino, e oggi sul quotidiano Il Tempo vale la pena di acquistarlo solo per la copertina, ragazzi miei. No, scherzo, anche per altro. Ciao, siamo dei colleghi di un'azienda del Viterbese. Vorremmo ascoltare il nuovo singolo della Totò Band, Resto a lottare. Guardali lì. Vi abbiamo seguito ieri in diretta su internet, abbiamo ascoltato il singolo da voi e sulle radio, grazie da Francesca, Erika, Maria, Andrea, Salvo, Nicoletta, con dedica speciale a chi lotta per amore. E io aggiungo, non soltanto per amore, ma anche per il posto di lavoro. Grazie, molto gentili. Quindi azienda del Viterbese, Ga Caffè, mi appare anche questo, e vi facciamo anche un po' di pubblicità. Sì, ci servono un po' di capsule compatibili. Se chiamate il nostro regista Francesco, ve le compra, paga lui. Grazie comunque. Abbiamo sentito questo pezzo dei Totò Band, molto bello, li abbiamo intervistati ieri, trovate tutto nel podcast se volete, Potere al popolo della giornata di ieri.
chiaramente sono entrati in programmazione, quindi li riascoltiamo di sicuro nei prossimi giorni. Ancora WhatsApp, l'ultimo, dai, basta, l'ultimo. Questo Ferdinando mi racconta la sua vita. Ciao Sammy, capisco che parlare sempre di immigrati serva per distrarre le masse. Oddio, mica tanto distrarle, però se l'immigrato sono una femminuccia mi si appoggia alla schiena e poi mi trovo tutta la schiena bagnata schifosamente. Guarda, lascia stare. Ma è su Instagram questa intervista a una ragazzina che racconta di cose pazzesche in metropolitana quando è strapieno, eccetera. Ma capite, altro che Taarrush Gamea, ragazzi, ma ci vogliono 1000 leghe, 10.000 leghe per scacciare questi schifosi in perenne emergenza sessuale. Ci sono anche altre possibilità che la Lega avrebbe in mente, ma sappiamo, siamo al governo con i benpensanti di Forza Italia, che insomma sono dei pidini mancati, e quindi li vogliono trattare bene gli immigrati loro. Vabbè, Ferdinando, proseguo il tuo messaggio, ma falla veloce. Sappi che esistono temi come le pensioni, i pensionati che non arrivano a fine mese, come no, i giovani senza futuro con stipendi da fame e contratti brevi. Sono temi scottanti, ma erano i temi della campagna elettorale della Lega e che ora sono completamente spariti. Spariti, diciamo che c'è stata una manovra economica, si è cercato di dare qualche cosa e adesso non è che facciamo manovre economiche ogni 5 minuti, ora si rimettono sul tavolo questi temi, certo, e si cerca di migliorare. Senza poi contare che la Russia è diventata la nostra nemica quando invece era il nostro miglior partner commerciale. Ti ricordi quando Salvini parlava di non finanziare quel carrozzone chiamato NATO? Ora ci troviamo a parlare di portare il finanziamento delle armi al 3 o 4% del PIL. Bei tempi! Si poteva sperare ancora in un futuro, invece ci troviamo con una riforma della scuola che passa attraverso il latino. Commenti? Evitiamo. Ma caro Ferdinando, se fai parte anche tu di un PD mancato e vai avanti a pensarla in questo modo. Io sinceramente con il latino non mi pare che abbiamo fatto un cambiamento che dici non è più la scuola, eccetera. Semplicemente si cerca di studiare anche le basi dell'italiano e non soltanto dell'italiano, e studiarlo alla scuola media, che non è neanche obbligatorio. Ti dicono, non penso che sia uno sforzo di quelli pazzeschi, sarà come l'ora di religione, facciamo un'ora di latino e cerchiamo di imparare qualche vocabolo che serve a capire perché gran parte della nostra lingua deriva dal latino, e studiare l'analisi logica, eccetera. Il latino aiuta moltissimo. 8:49, il buongiorno si sente dal Varin, però perdonami, sono proprio sul quotidiano Libero, volevo restarci ancora per un istante. Vi ho letto in arrivo il reato di molestie islamiche dopo i fatti di Piazza Duomo a Milano, e questa è una cosa che sa di Lega, ma giustamente sotto si parla anche con Andrea Muzzolon dell'inchiesta sull'incidente nel capoluogo lombardo. Un testimone della morte di Rami cancellò il video dopo l'impatto. È ufficiale. La perizia disposta dai PM sul cellulare ha individuato alcuni frame eliminati la notte dello schianto, ma i file sarebbero irrecuperabili. L'accusa: fatti rimuovere dai carabinieri. Chiedo scusa, ma lo sapevamo comunque e ne abbiamo parlato per mesi, e ora è ufficiale. Ancora su Libero, pagina 9, il bilancio della mancetta grillina, scrive Ignazio Stagno, il reddito di cittadinanza, una truffa da 665 milioni. I dati delle indagini della Guardia di Finanza dicono di 62.000 furbetti che hanno percepito il sussidio senza averne i requisiti, e c'è pure chi se ne vanta sui social, signori. Tutto quanto da leggere e da studiare, i numeri del reddito di cittadinanza, il magna magna che c'è stato. La sentenza: ultima generazione bloccò la strada, tutti assolti, i militanti
ecoestremisti. I manifestanti avevano bloccato il traffico di Padova nel 2023, ora cantano vittoria e puntano a fermare i decreti sicurezza con la norma che punisce chi si siede in strada. È chiaro che lo vogliono fermare il decreto della Lega. Noi non ci arrendiamo, semplicemente noi non ci arrendiamo, grazie anche al vostro sostegno. La scorsa settimana, signori, è stato un tripudio nei gazebo della Lega, nonostante un tempo pazzesco. Veramente ci sono stati centinaia e centinaia di firme. Ma questo non basta, naturalmente, signori, lo sapete meglio di me, dovete aiutare la Lega, andare sul sito legaonline.it e prendervi la tessera della Lega, magari per la prima volta, aiutando così con quei 10 euro, 20 che siano, il partito di Matteo Salvini, ma il nostro partito da sempre, Lega. Corriere della Sera. All'interno, signori, vi faccio fare un giro perché merita non soltanto il Corriere, ma in tutta franchezza anche Repubblica, La Stampa, per le fotografie di disperazione e felicità. Il Corriere, andiamo subito a pagina 2, Gaza, il grande ritorno, 200.000 in marcia. Guardateli a piedi, questa c'ha in mano un gatto, questo c'ha le pecore, le capre e un bambino in braccio, questo il bambino ce l'ha sulle spalle, a piedi, sui muli pieni di fagotti, il gigantesco controesodo verso nord. Le porte non esistono più, l'ingresso, se va bene, è rivelato dagli spuntoni dei mattoni che le tenevano su. Lasciate ogni sorpresa voi che entrate, le migliaia di palestinesi in marcia all'alba per raggiungere i villaggi da dove sono fuggiti 15 mesi fa sapevano che cosa avrebbero trovato: distruzione, macerie, polvere, morte. Sono gli abbracci ad aprire e richiudersi sui cardini delle spalle arrugginite per le troppe notti al freddo, ed è un po' come risentirsi a casa, l'odore familiare di una sorella, una madre, un padre persi nella nebbia della guerra e adesso incrociati per caso nella fuliggine salmastra che offusca tutto. Il corrispondente Davide Frattini del quotidiano Il Corriere. Roba da leggere, ecco, semplicemente per non cambiare idea, naturalmente, su quanto è avvenuto, ma certamente per capire umanamente cosa possono provare queste persone. E io vi sto portando all'interno, chi ci guarda in TV, siamo sul canale 252, se il vostro televisore è collegato ad internet, ma anche sul sito radiolibertà.net e sulla nostra app è possibile guardare con me in questo momento il quotidiano Il Corriere. L'attesa per il rilascio, la milizia dalla lista degli ostaggi, 8 sono morti, ne restano 18 vivi, scrive ancora Il Corriere, ma poi giriamo pagina, ecco ancora quella moltitudine di persone, fiume di sfollati tra le macerie. Oltre 200.000 gazawi sono tornati a piedi nel nord della striscia ieri, nelle 2 ore successive all'apertura del valico. Gli sfollati hanno portato con sé i pochi resti di una vita sventrata, bambini, gatti, qualche capretta. Ma guardate questa foto, l'impressione che fa. Ve l'ho detto, umanamente, poi è chiaro che il nostro pensiero politico pensa, vabbè, questi adesso sono lì, non c'è più la casa, non c'è più niente, dove andranno? Verranno qui. E questo è il secondo pensiero, sicuramente è cattivesco, ma certamente qui non siamo assolutamente in grado, ma qui e anche nel resto dell'Europa non siamo assolutamente in grado di tenerli, ma soprattutto qualcuno deve pensare adesso alla ricostruzione. Oltre la tregua, Hamas allenta la sua presa, Rafah torna la missione europea. Anche l'Italia avrà un suo
contingente. Poi naturalmente le decisioni da prendere, soluzioni creative, parole giuste, così abbiamo sbloccato l'accordo. Il portavoce del premier Catarino: c'è un meccanismo rapido di risoluzione dei problemi. A beati loro che adesso stanno risolvendo i problemi. A me non pare, ma sicuramente nelle prossime ore li risolveranno. Il ministro di Bibi non va a Bruxelles, pericoloso, niente visita a un evento sull'antisemitismo, la capitale dell'Unione Europea non è sicura per ebrei e israeliani. Ancora le pagine del quotidiano Il Corriere, cambiando argomento: l'Unione Europea rinnova le sanzioni a Mosca. Orbán toglie il veto dopo il post di Trump senza garanzie sulla ripresa del transito del gas russo via Kiev. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato quindi il via libera alla proroga delle sanzioni contro la Russia. Oltre a misure individuali, previsto il divieto di trasferimento di petrolio greggio via mare, la disconnessione di banche russe dal sistema SWIFT, e questi naturalmente arrivano a fregarsene nuovamente. Giriamo la pagina, certo, sempre sul quotidiano Il Corriere, perché ci parla a pagina 6 del metodo Donald. Dazi, annessioni, vendette, dietro le minacce c'è una sua, tra virgolette, logica. Diplomazia: il tycoon sceglie di creare imprevedibilità per ottenere accordi maggiori. E anche qui, signori, oggi il Corriere è pieno di queste meditazioni, allargate anche a foto veramente splendide, che fanno decisamente pensare. Poi naturalmente si occupa di Shoah, la Premier ricorda la Shoah, abominio, complicità fascista, e poi la Segre. L'intervista: sono quella di allora, vado avanti senza paura. La tenacia di Segre. Non dimenticateci le voci dei 56 superstiti e l'omaggio dei leader ad Auschwitz 80 anni dopo. Le urla mi perseguitano ancora. Così il quotidiano Il Corriere, molto ricco, come lo è del resto Repubblica e La Stampa quest'oggi, sull'argomento non soltanto Shoah, ma anche su altri argomenti come appunto il Medio Oriente. Stiamo per fermarci, ma giustamente ho aperto il resto del Carlino all'interno delle notizie strane, ho pensato io stamattina alle 6 quando le leggevo, particolari, che uno dice: ma che cacchio sta succedendo? Palermo: il giudice trasferisce Barreca dalla Rems al carcere, imputabile, non ha vizi di mente, alla sbarra anche i 2 Santoni, sterminò la famiglia per esorcismo, a processo. E questo è il primo titolo che dice, cioè, cos'è cavolo è successo? E dovete andare a pagina 14 del Quotidiano Nazionale. Se poi girate a pagina 15, guarda qua: professore indagato, adescò alunna 13enne, scambio di messaggi hot, oltre 10.000 chat in un mese. Il PM di Bologna, una videochiamata di 2 ore. La scuola è stata informata, il docente 49enne si difende, tutto falso, non hanno fatto niente, però questo di 49 con una di meno di 14 anni della scuola media, e si scambiavano messaggi hot, e lei naturalmente era schiava praticamente di questo personaggio. Ancora cronaca strana, dico io, ma strana nel proprio dramma. Mistero a Malta, precipita dal balcone, grave 18enne italiana, i testimoni in hotel, ha litigato con il fidanzato. E ancora, tragedia nell'isola di Tenerife, precipita col parapendio tranciato dall'alta tensione. Non è finita, qui siamo a Bologna, raid nel palazzo, svegliato e pestato dalla baby gang. Emergenza Bologna, 10 ragazzi hanno sfondato il portone d'ingresso e picchiato uno dei condomini che si lamentavano per gli schiamazzi notturni.
tutti zitti, se sentite casino, Gentaglia, Tamarri fuori, magari fossero i vecchi Tamarri, ma che adesso c'è un aggiornamento molto più brutto, tutti sì, va bene, fate ancora più casino, sì, felicità, casino, eccetera. Ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono Rebby. Avete appena ascoltato la mia nuova canzone Chilometri. Chilometri è una canzone che parla dei rapporti a distanza, trasmettendo conforto e speranza. La dedico alle persone a cui voglio bene e ai miei fan lontani, trasformando il dolore della separazione in musica. Il beat, che simula un cuore pulsante, e la voce creano un'atmosfera emozionante, mescolando gioia e malinconia. Il brano invita a riflettere sulle relazioni a distanza, dimostrando che i chilometri possono separare i corpi, ma mai i cuori. Un abbraccio e un bacio da Rebby. Che dolce la Rebi! La trovate su tutti gli store digitali, si fa chiamare proprio così, Rebi, poi si chiama Rebecca. La canzone Chilometri, la distanza può separare due corpi, ma non due cuori. 4 minuti dopo le 9 del mattino, buongiorno da Sammy Varin, certamente rassegna stampa, una rassegna stampa particolare, non è la solita noiosa rassegna stampa degli altri canali, no, qui stiamo vispi, saltelliamo da un quotidiano all'altro, ma soprattutto tra pochissimo da una telefonata all'altra, perché apriremo le linee allo 0292947222 e leggeremo i vostri messaggi WhatsApp al 340
6709 659. Chiaro che prima devo finire il mio compito, la rassegna stampa, e c'ho ancora qualcosina da leggervi. A proposito di Quotidiano Nazionale, che vi dicevo oggi è infarcito di notizie strane, anche questa, signori, a pagina 17, come in un film horror, una vita distrutta, perseguitato da 2 donne. Cioè, di solito siamo noi che maniaci sessuali, stalker, eccetera. Questa volta 2 donne che hanno perseguitato un autotrasportatore cesenato nel mirino di una coppia di stalker, madre e figlia. Abitano in provincia di Arezzo, le conosco solo di vista, suonano alla porta operai, tassisti, fiorai, fattorini, io non li ho mai chiamati, mi hanno inviato a casa 49 carri funebri. Vi dicevo io, dice la pazzia, no? Una storia paradossale di stalking da Guinness dei primati. Questo autotrasportatore di 57 anni, Paolo Zignani, che vive a Borello, nelle colline di Cesena, perseguitato da una 36enne e da sua madre, entrambe di Arezzo. E per fortuna, insomma, adesso hanno cominciato a invitarlo nelle varie trasmissioni, ma soprattutto non si capisce che cosa vogliano queste donne. Sesso lo vogliono, sembra una roba. 49 carri funebri gli hanno inviato a casa queste 2 donne stalker. Ancora certamente la prima pagina del quotidiano Il Tempo, ve la devo far rivedere se ancora non l'avete vista, guardala qua. Meloni senza veli. Ieri l'abbiamo guardata e riguardata questa foto con Bin Salman, eccetera, ma nessuno gli è venuto la battutina, cioè, ma non c'ha il velo. La premier in Arabia dai leader occidentali, testa scoperta e stretta di mano, cosa che la Meloni, la Schlein, eccetera, decisamente non hanno mai fatto. E capite la differenza. E a quanto pare l'ha capita anche Bin Salman, e uno dice, cavolo, ma non gli do neanche €1 a questa che non si mette il velo. 10 milioni. Ah, bene, va bene, restiamo sul quotidiano Il Tempo, perché all'interno, giustamente, anche le agenzie ce l'hanno ricordato, braccio di ferro col governo, i migranti arrivano oggi in Albania. La roulette dei giudici è approdata pochi minuti fa. La nave Cassiopea dovrebbe attraccare a Schengen alle 8, è arrivata, è il terzo trasferimento, i primi 2 bocciati dalle toghe, a bordo in 49 tra egiziani, bengalesi, gambiani, ivoriani. Siamo sicuri? Stanno tutti bene? Nessuno starnuto? Ma soprattutto non arrivano da paesi in guerra? Sono sicuri? Mamma mia, ragazzi miei. Vediamo, c'è una varietà di giudici diversi, magari cambia qualche cosa. Sì, siamo assolutamente ottimisti. La Germania al voto, il candidato cancelliere del CDU dato per favorito, pronto all'accordo con l'estrema destra, Merz prepara la stretta, via anche i richiedenti asilo. Attenzione, lotta senza quartiere contro l'immigrazione clandestina avviata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump inizia già ad avere eco nel discorso pubblico delle nazioni alleate. Venerdì scorso il ministro degli interni francese Rateuil ha annunciato nuove regole più rigide per ottenere la residenza e più semplice l'espulsione di stranieri riconosciuti colpevoli di reati gravi. Proprio quello che vorrebbe fare la Lega, ma che qualcuno nel centrodestra ci mette i bastoni tra le ruote. In Germania, Merz, presidente del partito conservatore CDU-CSU, grande favorito alle elezioni del 23 febbraio, ha promesso una forte stretta sugli ingressi nel paese sull'onda dell'emozione suscitata dall'uccisione di 2 persone, tra cui un bambino di 2 anni, lo scorso 22 gennaio ad Affenburg, in Baviera, per mano di un afgano che si trovava illegalmente nel paese. Chiaro che tutte queste cose che fanno loro fanno ancora più paura a noi che non ce le fanno fare, perché questi poi – buttati fuori, dove vanno secondo voi?
Casa Bianca, fuori transgender dall'esercito, il tycoon pronto a firmare l'ordine. E sai, tutti gay, ma come ci avevano appena fatto entrare nell'esercito? Dai, adesso non scherzare, Sammy Varin, non scherzare. È un dramma per chi lo vive, è sicuramente un dramma. Chiaro che io dico una cosa: decidiamoci, va bene? Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, anche questo ricchissimo. Io se oggi dovessi decidere che giornale farvi comprare, davvero, comprateli tutti, no? Anche Il Tempo, solo per la copertina, ragazzi. La copertina della Meloni senza veli è stupenda, un'idea stupenda. L'intervista a Robert Sara, signori, un cardinale, una delle voci più autorevoli e amate della Chiesa Cattolica, cardinale guineiano, molto stimato da Benedetto XVI, già prefetto per il culto divino, non rilascia molte interviste, ma preferisce parlare coi suoi libri. L'ultimo è Dio esiste? Punto di domanda, un botta e risposta con l'editore Cantagalli sulla presenza di Dio nella nostra vita. Sua Eminenza ha accettato di presentarlo ai lettori del quotidiano Il Tempo e di approfondire altri temi d'attualità. Che cosa dice Robert Sara in questa intervista di Nico Spuntoni a pagina 10 del quotidiano Il Tempo? Europa senza radici cristiane rischia davvero di estinguersi. No ai diktat del terrorismo etico. La soluzione non può essere la sostituzione etnica di un'immigrazione incontrollata che impoverisce l'Africa. Signori, altro motivo, oggi sto diventando uno sponsor per comprare il quotidiano Il Tempo, non facile da reperire per chi è fuori dall'Italia centrale, ma ci proviamo. Repubblica, cosa vi ho Shoah, fascismo complice, naturalmente, vi ho già mostrato la prima pagina, cosa vi ho preordinato. Santanchè, l'intervista alla Santanchè, oggi la Santanchè c'è da tutte le parti, comunque nei giornali di sinistra è un po' che starnazzano su sta intervista, e finalmente a pagina 11 il quotidiano La Repubblica ce l'ha. Santanchè, vado avanti, me ne frego del partito, la russa sempre con me. La titolare del turismo da Jeddah allontana il passo indietro. Vedrò Meloni in Consiglio dei Ministri. L'impatto sul mio lavoro lo valuto io. Fratelli d'Italia è un programma politico garantista. Mi stupirei se qualcuno chiedesse le mie dimissioni dopo un rinvio a giudizio. Il Presidente del Senato ha il suo ruolo come io ho il mio, ma so che non mi abbandonerà mai. Ho pochi amici, lui lo è e continuerà ad esserlo. Signori, se vi interessa l'affaire Santanchè, tutto per voi oggi. Il quotidiano La Repubblica. Più interessante, almeno per me, è il caso legge elettorale. La destra apre il cantiere del proporzionale. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega danno vita a un board per le modifiche. Addio ai collegi uninominali, premio con 2 soglie. E intanto che vi leggo un pezzo di questo articolo, apro anche le linee. Chi mi segue in diretta può chiamare 029294 7222 per entrare in onda con me. Un board politico che si occupi della legge elettorale, scrive Tommaso Ciriaco oggi sul quotidiano La Repubblica, nascerà nelle prossime settimane e sarà composto dai numeri 2 delle forze di maggioranza o comunque da figure di massima fiducia di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, con un compito: scrivere a nome del centrodestra una modifica condivisa del sistema del voto, per tenersi pronti, anche in caso di elezioni anticipate, a presentarsi agli elettori con una nuova legge. Quella attualmente in vigore andrà comunque modificata. Un dettaglio poco noto ma conosciuto ai vertici delle segreterie dei partiti. Il Rosatellum con cui si è votato nel 2022 necessita di almeno 2 correzioni dovute a un malfunzionamento. Di certo va ritoccato il meccanismo di elezione per gli italiani all'estero. Sono revisioni di poco conto, ma rappresentano un'opportunità per chi vuole cambiare. La legge va cambiata prima del ritorno alle urne. È insomma una finestra che il centrodestra al governo valuta di sfruttare a proprio vantaggio.
Così scrive Repubblica, naturalmente. Di un nuovo sistema discutono riservatamente gli sherpa della destra in questi giorni. Di certo esiste una ragione politica a dettare questa svolta. Il premierato arranca e rischia di restare impantanato senza vedere mai la luce. Dalla maggioranza negano questa lettura, ma è solo difesa d'ufficio dopo le centrate ricostruzioni degli ultimi giorni. Da dove si parte dunque? Dall'idea di cancellare i collegi uninominali, con cui si determina oggi il 37% degli eletti, e di affidare la scelta dei parlamentari a liste proporzionali plurinominali. Le alleanze resterebbero comunque decisive per garantire stabilità. L'idea di cui si ragiona nel centrodestra è di fissare 2 soglie per altrettanti possibili premi di maggioranza. Il primo sarà assicurato alla coalizione di liste collegate che raggiunge quota 35% dei voti, per loro 51% dei seggi. Se dovessero invece toccare soglia 40%, potranno contare sul 55% degli scranni. Il punto più delicato resta quello del meccanismo con cui determinare gli eletti nelle liste proporzionali. E qui mi fermo, ma naturalmente si sta parlando e ho voluto riferirvi di questo chiacchiericcio grazie a Tommaso Ciriaco oggi sul quotidiano La Repubblica. Apro le linee, sì, 0292947222, ci avete già invaso bonariamente, ascoltiamo le vostre voci. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Eccolo qua. Allora, innanzitutto una precisazione riguardo all'attentato assassinio in Germania. Le 2 persone uccise sono un uomo di 41 anni e un bambino. Peccato che nessuno ha detto che quel bambino ammazzato a coltellate dall'afgano, un bambino marocchino. Quindi questi pazzi fanno male anche ai loro stessi fratelli. Forse è questo che ha fatto indignare parecchio il cancelliere uscente Schulz, che tanto perderà, e la sua compagine. Il rischio è che la CDU-CSU possa non fare l'accordo con l'AfD. Questo è rischioso. E poi vedremo cosa succederà. Io lancio soltanto un'idea. Speriamo che non succeda quello che è accaduto in Romania, dove dopo che aveva vinto un politico non gradito alla UE, sono state annullate le elezioni, perché nessuno lo racconta più, ma è questo che è accaduto in Romania, un mesetto fa. Ciao Sammy, grazie. Grazie per queste meditazioni. Non scherziamo, davvero, su queste cose. 0292947222 in diretta. Siete liberi di dire quello che volete e noi ci chiamiamo Radio Libertà. Pronto? Non c'è più nessuno? Linea caduta? Pronto? Eccola qua. Sì, io ci sono. Buongiorno. Buongiorno Sammy. Allora io voglio sapere una cosa da lei gentilmente. Ieri mattina il nostro direttore Sallusti ha letto un articolo di Oriana Fallaci del 2002 pubblicato su Panorama, che è una cosa meravigliosa che tutti dovrebbero leggere anche nelle scuole, dico io. È possibile rintracciarlo e sapere dove si può trovare? Grazie, perché cara. io di libri della Fallaci ne ho diversi, li ho letti tutti, mi interessa molto, ma questo articolo è veramente particolare. Vorrei anche che il direttore lo rileggesse, se possibile. Grazie. Farà piacere al direttore e ti prometto che chiedo Lumi appena arriva, da dove è stato estrapolato, dove si possa trovare. Normalmente in rete si trova tutto. 0292947222, in onda senza filtri né censura. Questa è Radio Libertà. Pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno, ciao, sono Mario. Sempre complimenti per la tua rassegna stampa la mattina. Grazie. Allora, Sammy, io sono incazzato con una biscia con la Meloni. Perché? Ma chi gli salta in mente? Io questa qui, come Presidente del Consiglio, si sta comportando, diciamo, benino. Ma che ti metti a fare la considerazione, il fascismo, complice del nazismo, queste cose qua? Ma questa è una considerazione che non può fare un Presidente del Consiglio o un politico. Questo lo devi lasciare a uno specialista, a uno storico. Se tu stai sempre lì, quello che vuole la sinistra, sempre a batterti il petto, a scusarti, e tutti i giorni devi scusare per il passato, col capo a scospargersi il capo di cenere, questo qui non fa nient'altro che bene per noi della Lega, gli porterà via tanti voti.
va bene? E noi della Lega dovremmo essere bravi a intercettarli. Quella cazzata che ha fatto ieri di scusarsi gli farà perdere un sacco di elettori. La cosa è un bene per noi della Lega, ma i comunisti, quelli della sinistra, che l'altro giorno quando hanno equiparato nazismo e comunismo si sono dileguati, hanno rifiutato. Ma tu lo sai che il comunismo ha fatto il quadruplo dei morti del nazismo? Se pensi ai milioni di morti in Unione Sovietica, ai milioni di morti nella Cina di Mao, a Pol Pot in Cambogia, alla Corea del Nord con Kim Il-sung, ma loro il petto quando se lo battono? Loro i conti con la storia quando li fanno? Cara Meloni, hai fatto una grandissima cazzata. Grazie caro, capito, compreso, e dialettiche politiche potete apprezzarle, potete non apprezzarle, certamente chi dice una cosa del genere in quel momento la sta pensando o lo ha fatto solo per, Noi instilliamo anche il dubbio, ci mancherebbe altro. Chiamate 0292947222 su Repubblica, pagina 13, si torna a parlare di immigrazione. Oggi torniamo a mandarli in Albania. A gennaio sbarchi raddoppiati, l'ombra di un legame con il caso Al-Masri, si scrive a pagina 13, oltre 3.000 in un solo mese, sono partiti tutti dalla Libia, oggi la Cassiopea in Albania, attraccata tra pochissimo, cioè proprio appena attraccata alle 8 di questa mattina, e naturalmente non manca la storia, lo strazio della mamma che ha perso tra le onde tutti e tre i suoi figli, e storie che non impietosiscono più nessuno. Chiaramente è un'eresia e siamo tutti turbati da queste morti. Vorremmo soltanto dire basta con questa storia, che sono i barconi a portare qui queste persone, e quindi sono questi personaggi che si arricchiscono sulla pelle della gente a decidere chi deve entrare o no in Italia, ma soprattutto chi deve morire troppo spesso prima di arrivare in Italia. L'intelligenza artificiale cinese a basso costo affossa Wall Street, bruciati 600 miliardi. Siamo sul quotidiano Repubblica a pagina 16, a pagina 19 naturalmente Rami, la perizia accusa il video esisteva ma è stato cancellato, ufficiale, quindi l'analisi sul cellulare del giovane che ha raccontato delle minacce dei carabinieri, ma il filmato eliminato non potrà essere recuperato. C'è ancora qualcuno in linea? 0292947222, il più veloce entra in onda, ma giustamente io intanto vado sulla Stampa perché all'interno c'è la caccia ai latinos, lotta senza quartiere ai migranti irregolari. Siamo naturalmente nella nuova America di Trump, ne prenderemo 1500 al giorno. L'America va avanti coi rimpatri, la Colombia dice ok, la rabbia del Brasile, interi paginoni. Qui siamo proprio sul quotidiano La Stampa per parlare di immigrazione negli Stati Uniti. È una guerra contro i poveri, ma gli elettori apriranno gli occhi. Intervista a una scrittrice portoricana, anche molti miei connazionali hanno scelto il tycoon perché è radicale contro le istituzioni. In verità favorirà solo miliardari e corrotti. Sempre a proposito di Stati Uniti, ma non solo, dazi, mediazione di Meloni, Unione Europea e USA interconnessi, lo scontro non conviene. La Premier cerca la strada della conciliazione per affrontare la minaccia sull'Europa e sul regime saudita non sono in contraddizione, ma omette i giudizi del passato. Ed eccola qua la fotografia storica della Premier Meloni durante la sua visita a Jeddah, senza velo, e nessuno se n'è accorto, solo il quotidiano Il Tempo. Siamo ancora sulla Stampa, 2 pagine dedicate alla politica, dove nel centrodestra chiaramente si parla male di centrodestra. Siamo sulla Stampa. Salvini medita il blitz
congresso subito per frenare i veneti. Obiettivo: farsi rieleggere prima che emerga una candidatura alternativa. Una strategia che è già stata tentata in Lombardia senza successo. Così si parla male naturalmente di Matteo Salvini, un po' meglio a pagina 15 si parla del Partito Democratico. Missione penultimi. Il monito di Gentiloni riapre il dibattito sulla necessità di occuparsi del ceto medio impoverito. I riformisti Dem: dobbiamo saper rassicurare, non è un compito da delegare ad altri partiti. Con i virgolettati di Antonio Misiani, Schlein ha già dato risposte mettendo al centro sanità e politiche industriali, e di Pina Picerno: il ceto medio oggi è il grande malato d'Italia, incidono salari e fisco equo. Quindi PD sì, missione penultimi. È chiaro che anche qui, insomma, non gli fanno grossi complimenti. Il quotidiano La Verità, all'interno, certamente articoli potentissimi anche quest'oggi, lotta all'invasione a pagina 2, se non cacci i clandestini sei un bluff, se lo fai diventi subito un criminale. Il paradosso della sinistra: prima accusava la Meloni di non fare espulsioni, ora teme che imiti Trump. Quando Obama e Biden organizzavano rimpatri di milioni di persone, invece nessuno faceva un fiato. Sì, queste deportazioni, insomma, le fa Trump, ma le facevano anche quelli di prima, solo che non le chiamavamo così. Poi naturalmente Rami, il video del super testimone esisteva, ma è stato cancellato. Il video di 1 minuto e 10 secondi girato dal super testimone dell'incidente in cui a Milano morì Rami Elgami non è stato ritrovato nel suo telefonino, ma ci sarebbero tracce evidenti della sua cancellazione. Lo afferma il consulente incaricato dai PM di confermare o meno l'esistenza delle immagini e di accertare se fossero state eliminate. E naturalmente questa è una cosa che si sapeva, ma ora è veramente ufficiale. Accordo tra Frontex e la Bosnia. Il Consiglio europeo dà il via libera al patto di cooperazione con Sarajevo al fine di sigillare la rotta balcanica. Nel 2024 i flussi irregolari verso la Croazia erano aumentati del 30%. Insomma, il raggio di cooperazione dell'Unione Europea in materia di migranti si allarga. Il Consiglio europeo ha dato il via libera all'accordo tra Unione Europea e Bosnia e Erzegovina sulle attività condotte dall'Agenzia Europea della Guardia Costiera e di Frontiera, nota come Frontex. Il Parlamento europeo si dovrà esprimere e l'accordo, una volta approvato, sarà poi finalizzato dal Consiglio. Quindi forse un po' meno colabrodi? Punto di domanda. Sì, tra il dire e il fare. Poi oggi anche sulla Verità l'hanno scritto: oggi sbarcano i 49 richiedenti asilo nell'hub in Albania, giudici permettendo. Arrivano da paesi sicuri, per ognuno può essere applicato l'iter per il rimpatrio rapido, ma le toghe hanno 2 giorni, mamma mia, 2 giorni per dire no. Tanto per ricordarvi cosa succede da queste parti: 3 pakistani violentano un connazionale e lo ricattano. Tutti avevano chiesto lo status di rifugiato politico, ora gli stupratori che avevano filmato la violenza sono finiti in carcere. Un paesino della provincia di Teramo. Ma signori, è arrivato il momento di andarcene. Sì, purtroppo ci dispiace un pochetto, ma tanto ritorno, lo sapete. Ci fermiamo con la rassegna stampa. Tra pochissimo il nostro direttore Sallusti con il suo editoriale, poi arriva Claudio Borghi Aquilini, poi Giulio Cainarca con la sua Auto da Fè, e poi alle 11 ritorna Sammy Varin con Potere al Popolo. Avremo un Qui Parlamento potentissimo con Andrea Barabotti che commenterà le frasi dell'attore attivista Moni Ovadia. Si parla chiaramente del conflitto israelo-palestinese. E poi una scrittrice, signori, ci viene a trovare una bravissima scrittrice che parla della sua vita, Maria Cantarutti, alle 11:15. Ancora il buon mattino, ci ritroviamo più tardi.